Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Siamo in diretta, lo ribadisco, perché potete intervenire chiamando telefonicamente oppure mandare i vostri messaggi, oppure anche dopo la trasmissione mandare le vostre mail. Noi, come avete fatto anche in passato, poi le giriamo naturalmente agli ospiti, che le possono vedere con tranquillità, o fare le vostre osservazioni per la trasmissione, oppure per partecipare come pubblico che può intervenire durante la trasmissione del martedì sera, quindi di questa sera. Protagonista del nostro appuntamento odierno per fare il punto su una situazione che ha delle sembianze incredibili, e parliamo del settore degli artigiani. Tantissimi quindi di voi che ci ascoltate sappiamo che appartengono al settore artigianato, tante volte ci avete anche sensibilizzato nel chiamare qualche responsabile, ed eccolo qui presente Giuseppe Sbalchiero, presidente Confartigianato del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi. Perché giustamente vi sentite tartassati, messi in una situazione di gravissima difficoltà, come tante altre categorie, per carità, senza nulla togliere a nessuno. Però cosa sta succedendo? Qual è la beffa che diventa sempre più inverosimile per la categoria, e soprattutto per chi magari pensava di fare qualcosa di positivo anche per altre persone rimaste in liste cosiddette di mobilità, senza occupazione, e invece si è trovato beffato in modo molto assurdo. Raccontiamo bene in modo che tutti possano seguirci. Certamente, ma in un momento in cui questo governo, il governo Monti, il governo Letta, continua a sostenere che se vogliamo toglierci dalle difficoltà dobbiamo creare occupazione e lavoro, e quindi creare strumenti affinché le imprese possano riprendere a lavorare e a riassumere, perché il consumo poi si rigenera anche attraverso di questo, perché se i lavoratori lavorano e hanno quattrini possono anche investire. Se sono a casa non lo possono fare. Ma non possono neanche cambiare l'impianto di riscaldamento, per carità, per gli incentivi economici. Allora succede questo, che per tutti quei lavoratori che erano in mobilità c'era l'opportunità, se assunti dalle imprese, di creare uno sgravio fiscale per le imprese, quindi un incentivo. Questo era stato fatto con la Fornero, se non erro, giusto? Un incentivo proprio per dire: lo tieni un anno, hai una quota di incentivi, lo tieni per più anni, hai una quota maggiore di incentivi, proprio per togliere dalla mobilità moltissimi lavoratori. E tanto per citare un numero, 56.000 lavoratori sono stati tolti dalle liste di mobilità e messi e tornati a mettere a lavorare. Non è che l'incentivo sia stato elevatissimo, per cui se dopo facciamo i conti vediamo, per cui l'obiettivo era quello di dire ti do il 50% del costo del lavoratore. Assolutamente no. Sta di fatto che sono stati assunti 56.000 lavoratori e oggi, per le solite pastoie burocratiche o, fra virgolette, io le chiamo nefandezze, perché quando uno si comporta così fa solo ribrezzo, l'INPS sta chiedendo a queste imprese l'equivalente di circa 50 milioni di euro. Se facciamo il conto, 56.000 lavoratori, 50 milioni, ci rendiamo conto quali sono le cifre. Ma per quale ragione? Cioè, cos'è successo? Perché non c'è più la copertura. Cioè è stato messo l'incentivo, ma non c'è più copertura. Ma non solo non c'è più copertura, ma non è più stato riportato attraverso le leggi di stabilità successive. Ora, si continua a dire che bisogna assumere, ma chi è che va ad assumere? Quel pazzo che assume oggi, se non si fida neppure di quello che lo Stato dice. Ecco, la cosa ancora più assurda è sempre l'effetto retroattivo che c'è in Italia. Allora, perché le imprese straniere non vengono ad investire in Italia? Perché non c'è certezza del diritto, abbiamo una giustizia paragonata al Burkina Faso. Io non so dove sia il Burkina Faso, so che è in Africa.
Certo, Ecco, e come me moltissimi non sanno dove sia, poi andiamo a trovare sulla cartina e lo troviamo, ma è possibile che la giustizia, il diritto italiano sia paragonato a un paese non del terzo ma del quarto mondo? Sì, è così. Abbiamo regole che non funzionano, abbiamo 20 tipi di ispezioni diverse per ogni attività, non c'è un unico ente che fa per tutti, perché tutti devono vivere e mangiare? Perché tutti no, magari fosse così, perché tutti devono dire comando io, perché il vero problema dell'aspetto burocratico è che tu devi passare da me, perché se non c'è la mia firma tu non fai niente. Vogliamo smetterla? E allora qualcuno dice, ma allora hanno ragione quegli imprenditori che scelgono di uscire dall'Italia? Io dico ancora di no. Però di fatto cosa fanno? Io dico ancora di no, che cerchiamo di combattere tutti assieme, tant'è che su questa partita abbiamo già preparato una lettera di tutte le organizzazioni artigiani, ma anche dei CGIL e CISL-UIL, per dire a tutti i parlamentari, ma cosa state facendo? Cosa state facendo? Esatto, ma voi li avete interpellati, li avete chiamati più volte a responsabilità? Che tipo, perché tanti cittadini giustamente dicono, ma che risposte hanno dato? Il lavoro di lobby che abbiamo fatto noi, ma devo dire anche il sindacato, e qua devo fare anche con i nomi, perché dei nostri parlamentari veneti, più di uno, ci ha già risposto dicendo che sono stati presentati gli emendamenti. Ma gli emendamenti sappiamo che sono oltre 3.000. Se per questo il governo dice pongo il voto di fiducia, gli emendamenti spariscono tutti. Certo, sì, infatti. È probabile che il governo faccia lui, come ha fatto anche in passato, un super emendamento che comprende tutti questi. Però quando succedono questi fatti succede anche che c'è qualcuno che dice reddito minimo a tutti. No, perché adesso è di moda a dirla sta roba qua. Senza dire dove si vanno a prendere i soldi, sì, la solita storia, normamenti, sempre... viviamo sempre nel mondo della paranoia. Come dire che i militari vanno mandati a casa tutti. Ma mandiamo a casa quelli che non sono produttivi. Infatti, e io le chiedo questo, a fronte di questa situazione di soldi che sono stati richiesti, perché poi il nocciolo del problema è questo, quindi che cosa sta succedendo? Quindi è stata una situazione paradossale. Consideriamola uno svarione. Siamo buoni. Sì, di questa politica che è solo attenta a se stessa e non agli altri. Perché ormai il divario fra la politica romana e il mondo sta aumentando sensibilmente. E questo gioca anche perché, evidentemente, parlo dei media in generale, sono in mano a qualcuno. Certo, sono poche le televisioni, sono quelle private, quelle libere, dove puoi dire quello che riesci ad esprimere rispetto a questi fatti. Per il resto, qualche articolino sul giornale, mancano tot, 50, 100, 300, 500, perché poi a cascata adesso si stanno svegliando tutti, chi parla di 300, chi parla di 500 milioni, provvisori. Perfetto. È come la questione degli esodati. Infatti stavo pensando proprio a quello, perché è la stessa identica cosa. L'importante è sparare notizie, no? Poi nessuno va a verificare se sono attendibili, se sono vere, se la fonte è certa, perché ne sentiamo, ho visto la settimana scorsa che c'era un noto veneto e il ministro Saccomanni che litigavano su quello che succederà col patto di stabilità, con la finanziaria, perché poi si continuano a cambiare nomi in maniera tale da riuscire a confondere le idee. Stiamo dando i numeri. E voi che lavorate, cioè voi, la categoria, come tante altre che stanno lavorando per cercare di uscire in qualche modo, annaspano le difficoltà, che prospettive stanno vedendo? Ma io sono abbastanza a disagio in questo momento perché nonostante cerchiamo di fare la nostra parte, noi facciamo parte di un sindacato di categoria, quindi il nostro lavoro è quello di fare lobby per le nostre attività. Cioè, ma è un muro di gomma. Cioè, vedo e sentiamo, viviamo il disagio del nostro mondo e qualche volta mi dico, ma è possibile che siamo incapaci di trovare una soluzione?
Cioè, rifiuto l'idea di forconi, la rifiuto. Infatti lei mi risponde prima delle domande, ma esatto, ma se il dialogo non è servito, le interpellanze di ogni tipo, gli interventi sotto elezioni, dopo elezioni, a cose fatte, a ministri, eccetera, non servono a nulla. Le azioni diverse, pensare azioni diverse che facciano capire che il vaso è colmo, insomma. Le stiamo pensando. Il problema è chi sono gli interlocutori. Se il problema dell'Italia oggi è far cadere il governo per andare a elezioni anticipate, sì, che poi con quali figure tra le altre cose. Chi fa questo va buttato fuori dall'Italia. Cioè non è possibile. Infatti. Non è possibile continuare a vivere, cioè noi, se tu apri qualsiasi giornale oggi, le notizie sono due: Renzi e Berlusconi. Beh, ma questo è perché i media vogliono concentrare la capito, notizia basta. Per sviare da altre cose che sono molto più importanti. Ma pensano ancora che gli italiani siano ancora all'occhi? Probabilmente sì, a questo punto. O vogliono farsi diventare all'occhi. Perché non è possibile. Allora, di fronte, chi sono gli interlocutori? Io me lo sto chiedendo. Infatti, questo è il problema. Quindi voi vi trovate in qualche modo spiazzati perché non avete un referente, un qualcuno da agganciare, che uno dice, beh, c'è il ministro dello sviluppo economico che potrebbe essere un qualche cosa di interessante. La settimana scorsa il ministro dello sviluppo economico è stato ospite nostro in Lombardia. Hanno affrontato l'argomento delle aziende che vanno all'estero. Quelle che possono andare all'estero, perché adesso qua apriamo un'altra... Ma perché non le teniamo in Italia? Ma perché non creiamo regole in maniera tale che il lavoro rimanga inItalia? Le promesse ci sono, ma poi si fermano sempre se i miei colleghi sono d'accordo, esatto. Se il governo... Opportunismo politico si chiama. La interrompo solo un attimo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Piovene Rocchette. Prego. Allora, mi viene da pensare una cosa. Intanto saluto il vostro ospite, saluto lei Elena. Grazie. E mi scusi ma ho un ritorno della voce, non sento bene. Comunque mi viene da pensare una cosa, che lo Stato sta facendo di tutto per chiudere le imprese. Tutti hanno idea di andare all'estero ovviamente per le tasse. Io sono un operaio, sono a casa senza lavoro, mia moglie è in difficoltà lavorativa e le dico anche un'altra cosa. Allora, pensiamo a tutti gli imprenditori che si sono tolti la vita e lo Stato non fa niente. Io mi vergogno di essere cittadino italiano, mi vergogno. Grazie a tutti. Grazie della sua testimonianza. Il nostro telespettatore ha espresso un pensiero che purtroppo si mutua in tantissime persone che hanno ormai questo sentire comune, tanti anche che ci scrivono peraltro. Ma è mai possibile? È mai possibile? Peraltro è una zona che anche era molto, una zona ricca, dove non si parlava certo di disoccupazione a due cifre, ma e adesso invece purtroppo. È la mia zona, io lo conosco bene, sono vicentino, quindi so cosa è successo anche a Piovene con la Lane Rossi e altri fatti. Il disagio che abbiamo sentito è il disagio che io provo ogni volta che vado a incontrare i miei artigiani. Perché le prime cose che ti chiedono sono proprio queste: ma lo Stato c'è? Poi diciamo lo Stato siamo noi. No! Non è più così, lo Stato non siamo più noi. Lo Stato è un accentramento di burocrazia che vive di politica. I parassiti a questo punto. Sembrano perfetto, è più esplicito parassiti, ma non possiamo neanche generalizzare. No, ma non tutti, perché è talmente conosciamo moltissime persone che lavorano nel pubblico impiego che soffrono di queste situazioni perché non vogliono essere coinvolti in questo. E si sta male, però purtroppo noi dobbiamo interfacciarsi con loro. E ora, ripeto, si pensa a quelle manifestazioni eclatanti e non sono escluse, oppure si cerca con il dialogo di superare anche queste difficoltà. Sì, però questa voce, questo nostro telespettatore, che non è una voce, è una persona in carne ed ossa con una famiglia in carne ed ossa, e ce ne sono centinaia di migliaia,
per assurdo nel nostro nord-est, dico per assurdo perché dovrebbe essere come è stata una locomotiva d'Italia, immaginiamo nel sud in che situazioni ci possono essere, oppure tutto quello che è il nero che circola e che non sono tasse che vanno allo Stato e tutto quello che ne consegue. Non sono inascoltati, cioè si sentono impotenti e inascoltati, e questa è la tragedia, cioè senza poter fare nulla, e poi si vengono a ingenerare le guerre tra poveri che ben conosciamo, che sono le più pericolose in assoluto, ma è normale che succeda così, perché qualsiasi piccola ingiustizia tra chi sta male chiediamoci una cosa: a chi giova? Sempre gli stessi. Allora è inevitabile che si diceva prima, fare i titoli sui giornali, togliere l'attenzione sui temi fondamentali del paese è delinquenziale. Perché? Perché fai vedere che il problema dell'Italia anche all'estero non è l'occupazione, non è il lavoro, non è la crisi dell'impresa, non è la crisi della giustizia. No, i problemi sono Renzi e Berlusconi. Sì, infatti. Intanto la Germania cresce, è stato bloccato l'export perché ha un export spaventoso e vanno avanti. Recentemente abbiamo visto pubblicati i dati sull'evasione in Germania, parla del 30%. Di cosa parliamo qua in Italia? Perché quando c'è un problema si parla di evasione, ma siamo tutti evasori in Italia, tutti! Se i dati sono quelli, vuol dire che evadiamo tutti. Non c'è 1 o 10 o 50 o 100, sono tutti. Ma in qualsiasi paese al mondo c'è, solo che là trovano gli strumenti per rendere la legalità sempre più forte. Qui da noi l'unico obiettivo che hanno è quello di mettere norme come questa per fare irritare ulteriormente chi ancora voglia di fare. Esatto. Pronto? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Italo da Padova. Sì, prego. Era un pezzettino che non ci sentivamo. Sì, buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Va bene, andiamo avanti. Senta signora Elena, allora approfitto della presenza del suo ospite, che saluto, per far presente una cosa. La BCE ha tagliato il tasso ufficiale di sconto e lo ha portato allo 0,25 e presta i soldi alle banche. Noi contemporaneamente paghiamo per il debito, cioè riceviamo, chi ha soldi da investire, non è il mio caso, riceve dei tassi del 5-6% perché c'è lo spread, c'è questo, c'è quello. Allora io mi chiedo questo: se noi avessimo una banca di interesse nazionale, una banca nazionale potrebbe prendere questi prestiti allo 0,25 e prestarli all'1,50, al 2%. Cioè dobbiamo, secondo me, partire dall'inizio, mi si perdoni l'ossimoro, però dobbiamo partire dall'inizio delle cose. Se la partenza è falsa, perché la BCE è una banca privata e le banche private in Italia hanno il monopolio della gestione della finanza, non andiamo da nessuna parte. Per esempio, lei lo sa che fino a una certa data noi avevamo la parità con l'oro. Con la legge Amato, va bene, c'è stata la privatizzazione delle casse di risparmio, dei monti di credito su pegno e quant'altro. Le banche pubbliche hanno preso possesso al 49% della Banca d'Italia, perché il 51% ce l'ha il Ministero del Tesoro. Scusi, ma l'oro degli italiani è andato a finire alle banche private allora? Me lo hanno pagato quell'oro? Cioè voglio dire, partiamo da un sistema bancario e finanziario che è assolutamente privatistico. Io detesto la sinistra, cioè voglio dire, non è possibile che uno Stato funzioni con le banche di interessi che dovrebbero essere di interesse nazionale o di interesse sovranazionale, che siano private, perché altrimenti l'economia non può ripartire. Certo. Quell'imprenditore se ha bisogno di soldi li pagherà, a parte le commissioni e lo stillicidio di regole e regolette, le valute e quant'altro, ma quell'imprenditore pagherà i soldi quando dovrebbero essere a disposizione a un tasso bassissimo, perché la BCE lo dà allo 0,25 e poi non capisco perché, per esempio, come contratti di lavoro ci devono essere contratti di lavoro pubblico e privato. Il contratto di lavoro è unico. Ma io sono stato assunto per concorso, non importa.
sei stato assunto come ma sei licenziabile, non vieni a lavorare, non prendi lo stipendio, ci sarà un ente che provvederà per le malattie, ma non è possibile tutta questa discrepanza, perché altrimenti poi noi non usciamo dal problema, perché se noi discutiamo sull'esistente e se non facciamo modificare l'esistente, la soluzione non ci sarà mai, non comandano i parlamentari, comandano i dirigenti dei ministeri, che poi interpretano e fanno quello che vogliono. Chiarissimo. Ecco, io non voglio rubare altro spazio ragazzi, però mi creda, la discussione potrebbe essere lunga all'infinito, perché noi abbiamo bisogno di gente che produca ricchezza. Per esempio si discute sulla tassazione, signora, ma una repubblica democratica, cosiddetta democratica, fondata sul lavoro, noi tassiamo il lavoro con tutto quello che c'è da tassare. Chiarissimo, imprenditori in 1000 settori, ma è un'assurdità costituzionale. No, è stato chiarissimo, guarda, io la ringrazio anche molto di essere intervenuto, la invito ancora a intervenire, poi questa sera avremo la trasmissione serale, parleremo anche di pensioni. Sì, ho la fortuna che vi vedo in replica quando non sono a casa. Bravissimo, grazie molte. Grazie, arrivederla. Arrivederci. Allora, rispondiamo anche al nostro telespettatore, credo che forse è meglio andare alla pubblicità, che così abbiamo tempo un attimo per approfondire, per vedere anche i vari temi che ha toccato, che riguardano anche gli imprenditori, gli artigiani, perché i finanziamenti, i prestiti ai noi sono un lato anche dolente. Pubblicità, poi torniamo subito insieme.